Ma la gente è disciplinata? Sì, dai. Un po' di scuola. Guarda, signore, scusi. Senta, ma come si sta a fare, come dire, l'alpino cattivo? Male, male. Una battuta ma non troppo, stando alle lunghe code che si sono formate più volte al varco di San Tommaso. Primo segnale di quel giallo tanto atteso da tutti e per certi versi anticipato, come si vede, da uno dei classici del sabato trevigiano, il giro al mercato. Fotografo tanta gente. Oggi c'è tanta gente, veramente. Hanno scelto 2 giorni prima per uscire. Lunedì siamo gialli, cosa farete per prima cosa? Vado a un bar per prendere un caffè. Esco a bere un caffè al bar, a prendere una brioche. Con una bella donna a prendere un caffè dopo tanto? Io se no, o no? Gran lavoro degli alpini ai varchi che, interpellati sul tema, rispondono: No, lei si sta aspettando che io dica andiamo a bere qualcosa? No, non lo dirò mai. tanta la voglia di libertà nei piccoli e nei grandi gesti quotidiani. Andiamo in giro, ma tanto manca. Ah, va bene, sono ci divertiamo. Che siamo già? Uscire e fare una passeggiata. Vado al Gatto Nero a Caolo a mangiare il pesce. Vado in vacanza. Posso trovarmi con gli amici? Allora mi trovo con i miei amici. Ma già oggi molti, guardandosi attorno, non credono che il giallo durerà ancora molto. Secondo lei quanto riusciremo a resistere in giallo? 15 giorni. Perché? Perché c'è troppo assembramento di sicuro. Poco, Perché? perché se cominciano ad andare a scuola, guardi, è finita. Torneremo all'ora arancioni? Torneremo alle chiuse? Torneremo anche rossi qua, perché con la testa che abbiamo non funziona. Guarda. Perché la filosofia giusta, come ci ha risposto una signora, è che anche con il giallo Mi proteggo comunque.